Rifiuti, danni, muri imbrattati, atti vandalici commessi da chi ha preso di mira l'atrio della stazione ferroviaria e la chiesetta di San Gottardo a Vittorio Veneto. Non è certo che sia la stessa mano, ma in ogni caso gli episodi si ripetono, decine le scritte sui muri della chiesa con le bombolette spray per quest'angolo artistico un po' nascosto della città. Autori probabilmente gruppi di giovani che trascorrono lì le serate. E discorso simile per l'atrio della stazione ferroviaria, dove ha sede anche l'associazione degli alpini, impegnati periodicamente a ripulire insieme agli addetti del comune. La stazione è meta alla sera, in questi mesi poi invernali, dove fuori chiaramente non si può stare, è meta di ragazzi che passano la serata all'interno dell'atrio, quindi potete capire che sono ragazzi e potete capire cosa succede e cosa troviamo la mattina quando arriviamo noi. Non una situazione grave come nelle altre città del Veneto più grandi, precisa chi frequenta questi luoghi, ma comunque da tenere sotto controllo. Non abbiamo mai avuto nessun episodio, diciamo, di violenza, assolutamente no. Non voglio passi questo messaggio. Noi vediamo questa situazione che si protrae dalle 10 di sera, poi noi magari finiamo le nostre riunioni, eccetera, andiamo via verso mezzanotte e le persone rimangono in zona. I controlli non mancano, le forze dell'ordine passano di qua un paio di volte a sera, ma non è facile dialogare con questi giovani. Tentiamo di dirgli qualcosa, tante volte qualcuno risponde anche in modo non appropriato,